Domenica 19 febbraio si è svolta la terza prova del CDS assoluto e giovanile di cross che per la seconda stagione torna nella stupenda cornice di Villa Imperiale a Galliera Veneta dopo essersi corso per alcuni anni a Donara con il nome di Cross della Palude. Ho avuto la fortuna di trovare numerosi sponsor che collaborano sempre in maniera più sostanziosa e siamo riusciti a organizzare una cosa che secondo me merita veramente. Siamo la banca del territorio, siamo sulla piazza ed è bello sostenere i giovani, lo sport e anche lo sport che qui a Galliera è molto sentito dall'amministrazione, dal sindaco e anche da tutti i clienti di Banca Popolare. Una delle passioni più nobili forse per una società civile è sicuramente lo sport. Un vecchio dirigente del CONI che è qui di Galliera mi faceva notare: vedi 1000 persone con i loro accompagnatori che sono qui in maniera pacifica, che sono qui perché amano lo sport, ed è veramente una grande soddisfazione per Galliera, oltre che ovviamente una vetrina per noi, e lo dico forse anche perché sono il sindaco, per mostrare una delle cose più belle che abbiamo qui a Galliera, cioè il nostro parco della Villa Imperiale. La giornata ha ospitato anche la 37esima edizione del trofeo Memorial Franceschini organizzato dalla Libertas, forte dei suoi quasi 3.000 tesserati con le 12 associazioni di atletica e 15 di podismo. Con la collaborazione di queste associazioni e con l'appoggio della Federazione Italiana di Atletica Leggera, con cui collaboriamo nell'organizzazione, siamo riusciti per adesso a tenere vivo questo trofeo che ha fatto un po' la storia dell'atletica in Padova, soprattutto a livello di promozione sportiva. E proprio i giovani, con il loro entusiasmo, hanno percorso per primi i prati di Villa Imperiale. Nella categoria ragazzi, ottime prove per Giovanni Valentini e Nicole Marsura, che a Galliera Veneta ha portato a 3 i successi stagionali dopo le affermazioni di Pescantina e Mestre, precedendo sulla linea del traguardo altre 2 compagne di squadra. Sono partita bene come al solito nella prima parte sono riuscita a staccarle e poi verso l'ultima parte, l'ultima curva, sono riuscita ad andare via bene. Sentivo il fiato che c'era di più rispetto alle altre gare perché probabilmente non so neanche spiegarmelo, perché è stato una roba che non mi aspettavo proprio. E allora ho provato ad aumentare e alla fine insomma ce l'ho fatta. Sentivo i muscoli che cominciavano a cedere verso 200 metri prima della gara, solo che poi c'erano gli altri ragazzi dietro che spingevano, quindi ho deciso di andare sempre avanti e eccoci. Riflettori puntati sulla categoria cadetti. Il 4 marzo a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, saranno di scena i campionati italiani di categoria per regioni. Perciò la FIDAL ha deciso di utilizzare Galliera come gara di qualificazione per le nazionali. Abbiamo scelto questa prova e abbiamo scelto soprattutto che i primi 3 atleti maschili e le prime 3 atlete femmine fossero qualificate di diritto, mentre faremo una scelta adesso come commissione tecnica per i 2 posti in più che ci competono. Quindi noi come comitato regionale iscriveremo 5 atleti. Poi le squadre potranno iscrivere altri 5 atleti che si siano classificati nei primi 15 in questa gara. Quindi come Veneto potremo schierare un massimo di 10 atlete nella categoria cadetti e 10 atleti nella categoria cadetti. 5 li scegliamo noi e 5 potranno essere proposti dalle squadre venete. E in campo femminile la battaglia certo non si è fatta attendere. Francesca Tommasi ed Elena Bellò hanno dato vita ad una gara entusiasmante con un testa a testa che si è concluso solo a 400 metri dall'arrivo. A un certo punto poi io acceleravo apposta nelle curve perché così la mia avversaria doveva fare il giro più largo e io invece facevo meno strada. Dopo alla fine, agli ultimi 400 metri ho accelerato ancora di più perché di solito se mi tengo al pari con lei agli ultimi 100 metri mi supera. Stavolta invece ho scattato un po' prima e sono riuscita a staccarla. Ho cominciato a sentire sia dalla fine dell'ultimo giro tanto male alle gambe a causa del carico della settimana. E è stato nel rettilineo iniziale del secondo giro, è stata una gara, insomma, la prima ha cominciato a fare
diciamo, degli scatti e lì ho sentito le gambe cedere del tutto e alla fine non sono più riuscita, ho sentito tanto male. Francesca ed Elena, assieme alla terza classificata Francesca Comiotto, sono le atlete attualmente più in forma di una squadra, quella veneta, che a Correggio vuole fare bene. E tra le convocate anche Ilaria Fantinel, quarta classificata. È stato un po' faticoso, però comunque mi sono divertita, sono felice di aver partecipato. Siamo una grandissima squadra quest'anno e penso che possiamo fare grandi cose. Non vedo l'ora perché è la prima volta che faccio una nazionale della FIDAL e poi mi piace perché mi diverto alle gare. Abbiamo visto tra le cadette c'è stata una gara tra due atlete che hanno veramente dominato e la terza classificata era un atleta che anche nelle prove precedenti era andata abbastanza bene. E la stessa cosa per i maschi. Abbiamo 3 atleti che praticamente sono arrivati insieme, questo è un buon segno, vuol dire che sono andati più sul ritmo e quindi non hanno espresso al massimo le loro potenzialità. Potranno farlo tra 2 settimane a Correggio. In campo maschile il super favorito Mirko Cocco, vincitore di tutte e 2 le precedenti prove, non riesce a fare filotto e deve arrendersi nel finale a Vitali Maslovati dell'Atletica Città di Padova, accontentandosi del terzo posto. Ho sbagliato un po' a partire, sono partito troppo prima e non sono riuscito a tenere, però sono contento lo stesso perché mi sono qualificato per le nazionali. Tra gli assoluti nel cross corto da segnalare il terzo successo consecutivo per Antonio Garavello di Assindustria Sport Padova, mentre tra gli allievi successo per Laura Maraga e Tommaso Biondani, che alla meglio sul più quotato Riccardo Donè grazie ad un poderoso rush finale. Sono partita, sono rimasta dietro quella che era davanti e dopo il secondo giro, più o meno l'ultimo chilometro, ho aumentato. L'ultimo giro ero secondo e non so come ho fatto, sono riuscito a recuperare e poi non so come ho fatto a dire la verità, mi sono ritrovato davanti e ho provato a allungare fino all'arrivo e è andato bene. Un grande successo organizzativo per la FIDAL Veneto, che già si prepara al gran finale in programma a 9 il 10 e 11 marzo per la festa regionale del cross. Dobbiamo ringraziare l'amministrazione di Galliera Veneta e l'Atletica Galliera per l'ottima organizzazione in collaborazione con la Libertas e con la FIDAL della terza prova del cross CDS cross regionale. Ringraziamo tutti per quanto riguarda l'organizzazione, c'è stata un'ottima partecipazione perché quasi 1000 atleti e speriamo bene per dopo i campionati italiani a Correggio. Strip the bark right off a tree and just hand it this girl.